Gomorra, diciamo che chi prima e chi dopo uno se l'aspetta dai personaggi che escano di scena pure in questo modo, perché la vita della camorra, chi sceglie di fare quella vita penso sappia pure un po' i rischi ai quali va incontro, e quindi da interprete forse non mi aspettavo di farlo così presto, però sapevo che sarebbe successo, quindi insomma va bene così. Ho interpretato un grande ruolo, sono molto soddisfatto sia del lavoro che ho fatto, dell'enorme palestra che è stata per me lavorare con tutti quei professionisti a così altissimo livello, e soprattutto anche vedere il riscontro proprio che ho avuto dopo dal pubblico, tutto l'affetto dei fans di Gomorra. A questo punto mi lego al discorso, ecco, la tua carriera ha preso subito un grande slancio, però io ho letto di te un'intervista dove ci raccontavi di un aneddoto parlando di un libro sul potenziamento del cervello. Sì. Beh, allora voglio sapere da te, raccontaci un po' di più. Il libro che spiegava praticamente che proponendosi degli obiettivi, anche recitando dei mantra giorno per giorno che ti aiutano a credere nelle tue possibilità, questo ti aiuta ad arrivare da qualche parte. Io per un periodo ci ho creduto e quindi insomma ho seguito anche questo e mi ripetevo: io sarò protagonista di Gomorra 3, questo prima che io facessi i provini per Gomorra 3. Poi vidi che a Gomorra 3 insomma mi avevano offerto un piccolissimo ruolo che ho rifiutato, tra l'altro, per fortuna, se no non avrei fatto. Poi dopo Mickey. non avere, sì. E quindi quando vidi quel piccolo ruolo mandai tutto a quel paese e dissi vabbè, forse non è poi così efficace, però poi chissà. Mi hai fatto anche un lavoro sul fisico, vero? Beh sì, sicuramente, perché mi era capitato insomma negli anni precedenti ai provini di sapere che erano andati bene da parte dei casting, insomma avevo avuto buoni riscontri, però non arrivavano poi mai di fatto dei ruoli congrui all'esito che avevo da questi provini, per cui pensai che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava proprio anche a livello estetico. Mi sono messo un po' insomma a tirarmi in palestra e sono arrivato ai provini perfettamente in forma. Credo che anche questo per quel tipo di ruolo sia stato fondamentale. Oscar Campano, volevo chiederti allora il tuo momento da Oscar. Se ti dicessi c'è stata una cosa che ho fatto da Oscar, no. Secondo me da Oscar è giusto la caparbietà e tutto l'impegno che ho messo nel percorso artistico fino ad arrivare poi a questo grande traguardo, però non una mia prestazione, insomma questo lo lasciamo giudicare agli altri. Io mi impegno sul mio, cerco di fare il meglio e poi il giudizio lo lasciamo agli altri. E noi ti ringraziamo. Io ringrazio allora voi. per l'intervista.